Allarme rosso nel Vicentino sia per il rischio idraulico sia per il rischio idrogeologico, previsti temporali intensi in città tra le 2 di notte e le 7 del mattino con criticità che potrebbero interessare le aree vicine al Retrone, zona industriale, via Fusinato, Santi Apostoli, allo stadio e alle vie San Sigoli e Cappellari. Successivamente nel pomeriggio di domani è atteso un innalzamento del livello del Bacchiglione. Per far fronte alla nuova emergenza si è riunito questo pomeriggio il COC. Gli 8 punti di distribuzione dei sacchi di sabbia sono stati tutti rimpinguati e sono a disposizione dei cittadini. È arrivata un'allerta rossa da parte della regione e quindi seguiamo attentamente, in vista delle precipitazioni previste per questa sera, la situazione. I sacchi di sabbia sono nelle posizioni che erano state individuate già la scorsa settimana e che si trovano sul sito del comune. Teniamo tutti aggiornati nelle prossime ore sull'evolversi della situazione. Idrovore già posizionate nelle zone più critiche e AMCPS sta provvedendo a chiudere provvisoriamente con dei pannelli la breccia che si era creata durante la piena della settimana scorsa sul muro della scuola Dame Inglesi sul Bacchiglione. L'intervento definitivo sarà eseguito prossimamente dal Genio Civile. A Vicenza, Bacchiglione e Retrone tornano quindi ad essere monitorati. Presidente Zaia e l'assessore Bottacino hanno spiegato in queste ore che il grande problema è che i fiumi, ma in generale anche i terreni, le reti di scolo sono piene d'acqua, non hanno ancora completato il deflusso dell'acqua che era piovuta la scorsa settimana e quindi piove davvero sul bagnato in questo caso e quindi il rischio è che non ci sia la capacità da parte della nostra rete idrica di assorbire tutta l'acqua che è in programma in arrivo nelle prossime ore.